Ciao, sono Filippo, ho 41 anni, è 22 anni che faccio questo lavoro in agricoltura, faccio viticoltore, è un lavoro ereditato ancora dal papà e dal nonno praticamente. E niente, è un lavoro che a me piace tantissimo, ho ancora il papà e questo mi dà un grande aiuto, ha qualche anno in più di me, però ancora una roccia. È stato lui a trasmettermi sostanzialmente la passione di questo lavoro. Ho sempre avuto questa passione, soprattutto mi ricordo ancora la prima volta che sono salito sul trattore, che sostanzialmente ero giovane, mi ricordo che avevo 10 anni. Adesso sono cose che si dicono. E papà mi ha detto dai, sali, prova. E sono salito, ho fatto il giretto intorno al cortile e da lì ho detto ah, questo è il mio lavoro, questo è il mio lavoro. E da lì ho preso la passione. Il lavoro comunque porta dei sacrifici sicuramente, però anche il lavoro all'aria aperta, a contatto si può dire con la natura, perché possiamo dirlo, abbiamo da aprile a novembre è un giardino, il vigneto. Con la scusa che abito qua, vivo ogni giorno, non è che ci pensi tanto, le vivi e basta, cioè sono quelle cose che sono indotte dall'ambiente in cui ti circonda, no? E che dai per scontato che ci siano dappertutto. Il suono delle cicale la sera, la civetta che di notte fa il suo canto, sono cose che magari io le do per scontate, ma effettivamente non tutti le provano. Ci sono delle altre persone che queste cose possono anche dare fastidio. Il rumore della cicale è assordante quando senti alla sera, durante il tramonto del sole d'estate, che sono assordanti, però a me piacciono, ecco, a me piacciono. Il gallo la mattina che canta, sono quelle cose che io le do per scontate. Eppure non è così.